Bella! Bellissima ragazzi, questa me la dovete veramente... Potrebbe vincere il premio come veramente miglior partita a gennaio 2024. Vediamo come è stata giocata. 92% di precisione, attenzione! E buongiorno amici scacchisti, continuiamo la serie del gioco fin quando non perdo, difesa Nizovic, molto interessante, vediamo se accetta questo mio gioco sconsiderato di giocare questa partita, vediamo se sa come affrontarla correttamente. Attenzione ai buchi che si sono croati, si sono croati i buchi croati. E non so cosa sto dicendo, cosa sto farfugliando. Attenzione, attenzione. Questa forse era interessante per chiudere tutto, eh? Questa inizia a essere interessante. Così come inizia a essere interessante. C6, no, veramente brutta. Iniziamo a giocare a 6. Iniziamo a giocare le cose giuste. Forse posso chiudere, davvero posso chiudere. Se gioco C5 presa al varco. Ok, mal che vada c'ho cavallo E8 per tenere il pedone di 6. Ok. Ok. Andiamo qui col cavallo. Possibilità di insegna. Ok. Attacco su questo pedone. E io ti catturo. E poi me ne vado qua bellamente. Ma bellamente me ne vado qua. Bam. Ok. Cavallo ben posizionato. Ben posizionato. E ora devo solo capire gli altri pezzi dove andare. Uno andrà qua. Uno andrà qua, inchiodatura. E attacco qua. E poi appena togli la regina io devo andare qui. Quindi togli la regina da qui che mi fai andare lì. Per cortesia, altrimenti ho B5. Sto re, ragazzi. Il re in una botte... mi fa andare qua sul serio. Però io ho la torre qua. C'ho la torre, tu mi fai fare questa? Che cosa hai in mente, farabutto? Mi vuoi incastrare la torre, cavallo G3? Non so cosa voglia fare e c'ho molta paura. Donna qui che mi entra dentro. Vabbè, c'ho scacco. Proteggo la torre con scacco. Quindi male non può andare. E adesso c'ho attacchi interessanti. C'ho sempre scacco. Quest'alfiere deve togliersi dalle borse. C'ho questa, attacca qui. Basta una semplice torre in realtà per smantellare tutto. Non l'ho capita questa mossa. Non l'ho capita. Non l'ho capita. Mi tengo la possibilità di giocare questa. Non l'ho capita. E ti dico che non l'ho capita. Non è che l'ho capita, non l'ho capita. Qui. E adesso c'è la colonna C aperta. E abbiamo anche questa. Inchiodatura. E se si sposta col re, perde la torre. Ok. Ottimo gioco. E su scacco perde sempre la torre. Sì, due attaccanti. Due attaccanti, scacco. Ok, prezzo giusto. Questa. Mamma mia, tutto inchiodato. Attenzione, sto pedone mi fa una paura boia. Però no, io ho 8 reper. Tutto inchiodato. Tutto inchiodato. Spettacolare sta partita. Questa, ragazzi, questa merita il premio miglior partita di gennaio 2024. Lui spingerà, ma io c'ho questo. Bella! Bellissima, ragazzi. Questa me la dovete veramente...
potrebbe vincere il premio come veramente miglior partita a gennaio 2024. Vediamo come è stata giocata. 92% di precisione, attenzione! Attenzione, vediamo un po' dove ho sbagliato, dove ho fatto mosse strane. A 6 non era granché. Dovevo giocare addirittura alfiere per H6, questa è brutta. Però dopo questa devo dire che la partita è andata molto a mio favore. Molto. Qui devo fare subito scacco con la regina, alfiere G4, donna. Oh, quanti punti esclamativi! E volarono punti esclamativi ovunque. Bella! Pac, 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 pac. Grande, grande. Facciamo un'altra che sono... Ragazzi, giocare alle 23:58 a quanto pare aiuta. A quanto pare aiuta. Facciamone un'altra. Giochiamo fin quando non perdiamo e questo è il format. Quindi andiamo a giocare contro un americano cattivissimo che mi vuole assolutamente distruggere il mio sistemino colle. Un americano che mi vuole distruggere il mio sistemino colle, ma tu sei uscito troppo in fretta con quell'alfiere. E quando tu esci troppo in fretta con quell'alfiere io ti devo punire su B7, no? Oppure ti faccio fare quello che voglio, eh? Ti faccio fare quello che vuoi, no? Cavallo C3. Az. 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 Pure di restare indietro di sviluppo. Ah, che do balls quest'uomo. Va bene, va bene, va bene. Va bene così, va bene così. Va bene così. Va bene uomo. Beccati questa intanto, eh? Che ne dici? Che ne dici? Può bastare? Può bastare per il tuo alfiere? Adios, come dice il buon Cannavacciuolo. Adios, Cannavacciuolo. Grande, grande. Che uomo anche lui, che ti dà di quelle pacche che ti devastano. Ok, H3. Su questa temo che debba andare con questa. Però attenzione che lui sacrifica il cavallo. Sacrifica il cavallo. G4. G per. Alfiere per. Mi mangi il cavallo. Ti mangio l'alfiere. Ma in realtà sacrifico un pezzo per 2 pedoni. Poi mi prendi un pezzo, io ti prendo un pezzo. Fammela provare, dai. Fammela provare. E andò tutto liscio. Signori. E andò tutto liscio e a questo punto questo alfiere deve andare qua. Aumenta la pressione su D5. Aumenta la pressione su D5. E il mio problema è dove è Rocco? Credo che il re rimarrà al centro in questa partita. Che dite? A Rocco corto è impossibile con questi 2 pedoni. Questo alfiere dovrà fare qualcosa nella sua vita. Perché se no non va bene. Alfiere. Alfiere di 2 a Rocco corto? È vero che lui non c'ha più l'alfiere chiaro per giocare su questa diagonale, quindi anche se metto il re in B1 sono abbastanza tranquillo. Non catturo perché... A parte che ho sempre questa da 40.000 anni, però soprattutto se voglio roccare lungo non so quanto convenga catturarlo. Intanto sono andato in vantaggio di tempo e questo è un episodio storico da ricordare. Ora qui perdi però. Qui perdi qualcosa. Perché ho troppi pezzi all'attacco. Questo è stato un errore. Oh, finalmente arriva il pedone di vantaggio. Arrivano i 2 pedoni di vantaggio. Però sviluppi il cavallo. Interessante questa mossa, molto. Cavallo che vai qua. E io ti posso giocare anche re qui, fratello. Io sai che non ho paura di queste cose. Bam! Ecco la posizione migliore per il mio re. Torre di 1. F4. Mamma mia! E poi si avanza con questi pedoni. Ma sono eccitatissimo per la posizione del mio re. Devastante. Posso dire che mi piace troppo. Solo questo alfiere non mi piace, ma dopo che avrò fatto F4 e 4, l'alfiere prenderà vita.
F4 penso che posso farlo addirittura immediatamente. Perde quasi il cavallo, deve ritornare indietro. Deve ritornare indietro, gioco E4. Sì, sì. Intanto c'ho torre qua. Intanto, tra le tante cose. C'ho F4 subito e torni qui. C'ho F4 subito. E devi tornare qui. E ti catturo qua. Sì, sì. Devi tornare qui, ti catturo qua. Tu mi catturi là e io ti catturo con l'alfiere. Torre qui, donna C2. Ok, la posizione poi diventa parecchio aperta. Ah, e c'ho il re esposto. Giustamente lui, giustamente, decide di fare questa mossa. Ora, questa si può giocare. E la posizione si apre, ricordiamolo che la posizione si apre. Però non vedo attacchi mortali perché, sai, non ci sono cose spaventose, no? Alla prossima gioco anche alfiere F3, questa la posso giocare, ma non la voglio giocare, sono io che non la voglio giocare, questo pedone mi serve per crearmi la colonna C chiusa. Io qui ti posso attaccare tranquillamente. E tu cosa fai? Se giochi... Ah, non puoi neanche giocare F5 perché sei inchiodato. Intanto sono più 2 di pedoni, il terzo non me lo voglio prendere. E questo alfiere qui devo giocare 4 prima o poi. Mamma mia, questo re quanto è esposto, quanto è esposto. Cavallo, se tu vieni qua. Ok. Ti gioco torre qui. Vieni qua con la donna. Vieni là con la donna, io ti gioco E4. E per tenere il cavallo devi andare qua. Torre. Alfiere di 2. Torre di 1. Torre di 1. Donna qui. E4. Donna H5. Ritorno qui con la torre. Sì. Sì. Wow, dai che ci portiamo a casa anche questa partitina. Dai. Ok. Ora, alfiere. Abbiamo capito. Oppure spingo, però alfiere. Sarà quello che farò. Oppure spingo. Spingo. Questo. Sono un attimo in panne. Devo capire cosa fare della mia vita. Facciamo così. Sì, dai. Diamo certezze a questo povero re. Mamma mia. Mamma mia, che posizioni brutte. Attenzione, il cavallo è senza copertura. Mi minaccia l'alfiere. Adesso arriva alfiere qui, matto. Arriva alfiere lì, matto, incredibile. Arriva alfiere lì, è matto, non ci posso credere. Devo giocare così. Così alfiere, vengo qua. Oddio. Oddio, sto sudando 1000 camicie. 1000 ne sto sudando. 1000 camicie. Difendete il re, ragazzi. Parola d'ordine, difendete il re. Mamma mia. Difendete il re. Parola d'ordine. Difendete il re. Mamma mia. Scacco, spingo. Difendete il re. Cavallo. Non posso fare cavallo, devo prima giocare questa. Va bene. Va bene. Ah no, c'ha scacco qui, porca la vacca. No, è pari in realtà come cambio.
Difendete il re, ragazzi, difendete il re. Mamma mia, che partita devasto questa. Questa è partita devasto. C'ho questa e poi c'ho questa. Partita devasto. Partita devasto. Partita devasto. Questa è la classica partita devasto. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, grande difensore, grande difensore. Grande difensore. Grande difensore, arriva il matto. Arriva il matto e te lo devi ciucciare. Sì. Se spingi, spingo. E ti chiudo. Spingo e ti becchi il matto. Questa qui. Poi questa qui. E poi questa qui. Ti becchi il matto, si beccava il matto, se lo beccava, se lo beccava. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Partita a filo, ragazzi. E allora si continua. Giochiamo contro un 1942, usiamo il nostro sistemino a colle. Vediamo un pochettino. Una Benoni lui. Noi giochiamo easy, tranquilli, sempre le nostre cose. D5, C3, cavallo BD2, donna E2. Sono quasi tutte mosse standard queste. E ora si prende qui e spingiamo qui. Spingo qui, cattura, 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 cavallo. Cambiamo tutto così. Cambiamo tutto. Sì, si cambia tutto. Cavallo, alfiere, tutto. Va bene, non è stata una grande giocata questa perché cambiamo tutto. Questa può finire patta, questa partita può tranquillamente finire patta. Sì, credo che lui doveva cambiare, non è stata una bella giocata questa da parte sua, perché adesso c'ho tutto, c'ho anche questa. Non è stata una bella giocata questa. Ha cannato. Ha palesemente cannato. Adesso c'ha il problema di questo cavallo, che io catturo e poi c'ho questa. Oppure catturo qui. Vediamo un po', vediamo come giocarcela questa. Ah sì, dai, questa, senza dubbio, senza dubbio. O alfiere qui, mantengo l'inchiodatura. O questa è gioco per il matto. Credo sia più corretta questa. Giochiamo così, continuiamo a tenere l'inchiodatura sulla donna. Sì, continua a tenere l'inchiodatura sulla donna. E poi segue questa. Questa, donna, torre, alfiere, ok, dovrebbe funzionare. Devi giocare F5, io prendo la donna gratis, lui mi prende la donna gratis, io riprendo la torre gratis, lui mi prende l'alfiere gratis, io faccio alfiere F6 scacco, salvo l'alfiere e faccio torre per D3. Dovrebbe funzionare, così dovrebbe funzionare. Urco. Questa non me l'aspettavo. Questa non me l'aspettavo. Togliamo la donna da imbarazzi. Togliamo la donna da queste robe brutte. Ok, abbiamo capito che tu ora vuoi giustamente, vuoi rompere le balls. Giustamente vuoi rompere le balls. Hai tutta la mia stima, però adesso devi fare un po' il bravo, perché andrò ai cambi. Io ti cambio tutto, ti cambio il mondo, ti cambio a partire da qui e a partire da donna di 7. A parte che ho questa bellissima a scacco, però a me piace giocare facile, gioco solido. Ok, ho miliardi di attacchi sul mio re. Questo alfiere è Gesù Cristo. E qui devi essere obbligato a darmi la donna, fratello. Perché se togli la donna perdi l'alfiere. Sì. Urco ha fatto sta mossa. Io non mi prendo l'alfiere, scusa.
Mi sa che ha cannato. Che cosa ha visto? Catturo con questa. Non c'è il matto perché qui non c'è il matto. Non c'è il matto, però può avere il perpetuo. Può avere un perpetuo. Può avere un perpetuo. Se vengo qua, lui viene qua ed è matto. Può avere un perpetuo. Può avere un perpetuo. Per fortuna c'ho tutti i pezzi sul bianco. Ora c'ha alfiere qui. Vengo qui. Alfiere qui. Questo qui. E poi non c'ha più scacchi. Non c'è più scacchi dopo. Dopo devi sorbirti i miei attacchi su questa, Infatti secondo me sta pensando a questa. Questa donna qui. Dai, io penso che riesco a mettermi al riparo su. Cioè penso che riesco a scappare sul bianco. Scappo sul bianco. Dovrei farcela. Appena mi dà la possibilità di dare scacco e così, per lui è finita secondo me. O comunque... Ah no, sì che c'ha lo scacco con donna F2. C'ha questo. Però salgo su. E poi veramente dopo non ha più scacchi sul mio re. C'ha donna F5. Però su donna F5 io c'ho questa. Su donna F5 io c'ho quella. Donna F5 potrei anche provare a scappare di qua. Lui potrebbe provare uno scacco così e io vado qua. E sto benissimo. Donna F5 forse addirittura è meglio scappare. Urco! Qui però ti devi pigliare il matto, perché se mi fai questa roba qui sei sicuro che ti pigli il matto. Scacco. Vai sul nero. Tosta, tosta. Se gioco questa... Se gioco questa mossa... se gioco... Vediamo, magari senza perdere per il tempo. Gioco questa. Tu mi fai scacco. Io vengo qua. Proviamola, dai. Mi fai scacco. Io vengo in C2. Vengo in C2. Tu mi fai scacco qua. Metto davanti la torre. Tu mi fai scacco qua. Questo trova il perpetuo, te lo dico io. Forse devo portare la donna in difesa. Sono stato veramente stupido. Perché così mi fa gli scacchi infiniti. In qualche modo la partita finisce in parità. Sono stato parecchio stupido, secondo me. Sì, sono stato parecchio stupido. Andiamo qui sul bianco. Andiamo qui sul bianco, donna lì. Andiamo qui sul bianco. Devi venire qui. Scacco. Scendo giù. Scacco. Perché questa non la può giocare. No, ho preso il matto. E che gli vuoi dire? È uno così? Piccio io. Piccio io. Questo è da vedere. Devo portare la regina in difesa. Cioè, veramente sono stato un incosciente andare lì all'attacco. Cioè, qui c'avevo... Va bene. Qui bellissima situazione. Ho cambiato tutto. Va bene. Va benissimo. Va benissimo. C'ho più 5. Ah, già qui? Scusa. Ah, già qui potevo in realtà giocare donna qui. Non l'ho giocata. Che stupido. Questa in realtà è giusta. Su questa C4 dovevo giocare. C4. E anche qui sono stato molto stupido perché su C4 dicevo no, poi mi fa scacco qui. Ma non può farmi scacco qui. Non può farmi scacco qui. Ma è incredibile la stanchezza. Vabbè, nascondiamoci dietro la stanchezza. È questa. Cioè, è incredibile. L'unica mossa in cui potevo perdere.
Il bello degli scacchi, ragazzi. Dai, ci aggiorniamo alla prossima. Ciao.